Banche Popolari Venete stamattina in Piazza dei Signori a Treviso, protesta dei risparmiatori e imprenditori traditi, manifestazione contro la truffa e l'usura bancaria. Nuovo capitolo della lotta tra turismo e vivibilità a Venezia, stamane manifestazione degli studenti contro la realizzazione di un centro commerciale nell'area dell'ex gasometri. Dopo l'iniziativa della Regione Veneto per provare a fermare le aperture domenicali dei centri commerciali, il nuovo monito del Patriarca di Venezia: a rischio sostiene l'educazione dei nostri ragazzi. A Mogliano un quartiere sotto assedio dai ladri, ogni sera almeno 2 abitazioni prese di mira, ormai i residenti non escono più di casa per paura di essere derubati. Una discarica a cielo aperto vicino all'aeroporto Canova di Treviso e tra i sacchi dell'immondizia spunta uno scatolone pieno di documenti e atti di uno studio notarile. I dipendenti della Lovato Gas che rischiano di perdere il posto di lavoro oggi sono stati ricevuti dal Vescovo di Vicenza, consegnata una lettera pastorale che verrà letta nelle parrocchie. Da 29 anni ogni 25 dicembre veste i panni di Babbo Natale per portare doni e dolci ai malati nell'ospedale di Mestre, una tradizione che si rinnoverà anche quest'anno. Ben ritrovati, edizione regionale dei notiziari di Antena 3 Nord-Est, lo avete dunque sentito dai titoli. In apertura, al termine di una settimana di fuoco sotto il profilo giudiziario a Treviso, i rappresentanti delle associazioni degli azionisti si sono ritrovati sotto la prefettura. Sentiamo. Patrizio Miatello, perché questa manifestazione davanti alla prefettura di Treviso? Perché oggi e domani la Camera sta votando le nostre richieste di modifica al Fondo Vittime da Reato Finanziario, che sono semplicità, corposità, cioè deve essere corposo il fondo, e semplicità nelle procedure. Una manifestazione per tenere alta la guardia su tutta la vicenda, visto che con il prossimo anno da parte dello Stato potrebbero iniziare le procedure per il recupero dei crediti definiti incagliati. Hai un debito con una banca, devi farlo esaminare da un esperto, non solo di Veneto Banca di Popolare di Vicenza. Tutte le banche, dicasi tutte le banche, hanno operato all'interno dei rapporti bancari, siano essi mutui, derivati, leasing, conti correnti e quant'altro, in maniera truffaldina e usuraria. Quindi prima di pagare qualunque debito devi farlo analizzare. Accanto a chi protesta per le azioni diventate carta straccia c'è anche chi sta subendo il passaggio delle Popolari Venete a Banca Intesa. Dal punto di vista economico c'è stato un aumento dei costi per il passaggio della clientela dalle vecchie banche a Banca Intesa, mentre i clienti prima avevano dei servizi a costo zero, adesso si vedono lievitati i costi. E la seconda cosa, veramente assurda, è che c'è l'obbligo di depositare i titoli e di pagare il deposito per titoli che valgono zero, e quindi si aggiunge al danno la beffa. Ed ancora banche venete in primo piano, ne parla il giornalista milanese di famiglia bellunese Ferruccio De Bortoli, oggi a Borgoricco nel Padovano per ritirare un famoso premio giornalistico. De Bortoli non ha risparmiato frecciate velenose ai vertici di Popolare Vicenza. Ferruccio De Bortoli, scrittore e giornalista, già direttore di Corriere Sole 24 Ore, ritira a Borgoricco il premio giornalistico Cesco Tomaselli. Declina ogni intervista sulle banche venete, poi però in pubblico ricorda come il perverso intreccio tra politica e banche abbia sempre fatto danni, e non solo in Italia. Altrettanto perverso e dannoso, aggiunge, l'abbraccio tra industria e banche, e qui l'affondo è più pesante e, se volete, più preciso. Non a caso sono due mondi che dovrebbero essere separati. E non è detto che un buon imprenditore anche di queste parti debba essere per forza un buon banchiere. A volte non è così, anzi è quasi sempre non è così. E mi fermo perché sennò... De Bortoli è coinvolto in una disputa legale con la sottosegretaria Maria Elena Boschi sulla vicenda Banca Etruria. Alcune banche hanno creato una vera instabilità del sistema bancario ed economico italiano, così De Bortoli ha chiuso a Borgoricco la parentesi. La responsabilità di chi è stata, certamente degli amministratori e degli azionisti, ma anche di coloro che avevano il dovere di vigilare. L'eterna lotta tra turismo e vivibilità per i residenti di Venezia si arricchisce di un nuovo capitolo. People have the power. People have the
Centinaia di studenti del Benedetti Tommaseo, ma anche di altre scuole della città storica, hanno marciato da San Polo a San Francesco della Vigna per protestare contro la riduzione degli spazi dedicati ai ragazzi dal progetto edilizio nell'area degli ex gasometri a Castello. Dalla palestra inizialmente prevista si è passati a una struttura molto più piccola, all'interno di quello che è l'unico spazio aperto a disposizione degli studenti di quegli istituti. Chiediamo spazi per noi, come la palestra e per la nostra città, spazi che una volta dovevano essere nostri e che poi non lo sono più stati o comunque ci sono stati rimpiccioliti o tolti. Una questione che non riguarda solo gli studenti ma il futuro di tutta Venezia, dove gli spazi per i residenti continuano a ridursi in favore di attività dedicate allo sfruttamento turistico. Noi vogliamo la palestra ma non per noi, non per questo obiettivo, noi vogliamo una città che sia vivibile e per tutti. Per questo la protesta è stata condivisa da numerose associazioni cittadine a sostegno della residenzialità che hanno marciato al fianco dei ragazzi. Siamo davvero contenti di avere non solo i giovani ma anche una grande parte della cittadinanza che si rende conto dell'importanza di questo spazio. È una delle poche aree ancora edificabili, adesso c'è la sovrintendenza che non vuole buttare giù quei pezzi di ferro perché è archeologia industriale, ma dai, ci vogliono case qui. Questa è la voce dei ragazzi, la voce dei residenti, è la voce dei ragazzi che chiedono degli spazi per poter rendere viva e vivibile questa città e questa voce va ascoltata e va valorizzata. Dopo l'iniziativa della Regione Veneto per provare a fermare le aperture domenicali dei centri commerciali, il nuovo monito del Patriarca di Venezia, a rischio, sostiene, c'è l'educazione dei nostri ragazzi. Sentiamo. Se un centro commerciale diventa un luogo dove passare la domenica, diventa un luogo dove passare la domenica e spendere. E allora noi dobbiamo chiederci se tante tendenze dei nostri adolescenti, per esempio il rapporto col denaro, nasce anche da questi messaggi sbagliati che vengono dati in modo molto soffice da soggetti che pensano di sostituirsi alla realtà familiare. Alla vigilia delle festività natalizie, il Patriarca di Venezia Francesco Moraglia torna a esprimere preoccupazione per le aperture domenicali dei centri commerciali. L'economia, ammonisce, è utile se ha un fine che va oltre se stessa, altrimenti arricchisce sempre gli stessi e impoverisce ogni giorno di più chi ha poco, non solo economicamente, che è già una cosa grave, ma anche umanamente. Non hanno più spazi dove vivere la sponsalità, la paternità, la maternità e a un certo punto ci si accorge che i ragazzi non ci appartengono più, perché la nostra società non è stata capace di creare, di salvaguardare quei momenti che sono della famiglia e che non possono essere delegati ad altre realtà. Ambiente, istruzione e sicurezza sul lavoro, rapporti comunitari e sanità. Queste le competenze su cui sono al lavoro Regione e Governo, impegnati a trattare sull'autonomia del Veneto, ma l'obiettivo finale, puntualizza il governatore Luca Zaia, resta quello di portarne a casa molte di più. Procede spedita la trattativa sull'autonomia del Veneto. Il clima, assicura il governatore Luca Zaia, è sereno nonostante la corsa contro il tempo dettata dalla scadenza elettorale delle politiche. Stiamo lavorando su 5 delle 23 competenze che sono ambiente, istruzione, sicurezza sul lavoro, rapporti comunitari e sanità, poi se ne aggiungeranno anche altre. L'obiettivo finale resta comunque quello di portare a casa tutte le 23 competenze previste dalla Costituzione. Il governo si è mostrato disponibile, riconosce il Presidente Veneto, e col sottosegretario Bressa stiamo facendo un buon lavoro in uno spirito di lealtà e di concordia. L'obiettivo che nasce dalla mia richiesta è quello di arrivare a una firma di una preintesa quadro prima della fine della legislatura, il che vuol dire mettere i paletti con i criteri e le tempistiche affinché quelli che arrivano dopo non si inventino fantasie. Siamo alla cronaca, un 50enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale dalla Guardia di Finanza che stava effettuando un controllo al mercatino dell'antiquariato a Campo San Piero. L'uomo era stato notato mentre proponeva la vendita di oggetti di valore superiore a 258,23 euro, la soglia prevista dalla legge per i mercatini di questo tipo. Mentre i finanzieri stavano scrivendo il verbale, il venditore ha iniziato a inveire contro di loro brandendo un coltello.
da cucina. Ed ancora in primo piano invece i furti a Mogliano nel Trevigiano, il racconto di una residente che dice ormai in alcune frazioni la gente non esce più di casa per paura dei ladri. Ogni sera ci sono almeno 2 colpi in abitazione. Sentiamo. Mi è stato chiesto ieri dai miei genitori per permettere loro di andare a mangiare una pizza in tranquillità, di fare da guardia alla loro casa. La famiglia di Ketty Zancanaro vive in una frazione di Mogliano, un quartiere sotto assedio dai ladri, al punto che molti evitano di uscire di casa per paura che i malviventi entrino in azione, oppure, come nel caso dei genitori della signora Ketty, chiedono a qualcuno di sorvegliare l'abitazione in loro assenza. E da giorni ormai vengono svaligiate circa 2 abitazioni al giorno e anche a orari diurni, nel pomeriggio, appena uno esce sembra che siano appostati per poi derubare. La sera stessa in cui Ketty Zancanaro ha sorvegliato l'abitazione dei genitori, in un post sulla pagina Facebook 6 di Mogliano Se, ha deciso di sfogare la sua frustrazione trovando la solidarietà di molti altri concittadini. Poche ore dopo la pubblicazione, la telefonata di una vicina. Ero qui da sola col cane fuori a far da guardia e l'allarme inserito e mi ha chiamata una vicina di casa 2 case più in là per dirmi che avevano cercato di entrare a casa di suo zio con le persone in casa. Una situazione invivibile, dice la signora Ketty, soprattutto per i più anziani. Io chiedo di non dover vivere nella paura, perché credo che se sistematicamente prendono di mira delle zone e anche delle zone residenziali in cui c'è tanta gente, delle persone così, vuol dire che hanno la certezza dell'impunità e hanno la certezza che nessuno li prenderà, altrimenti non oserebbero, io penso, no? Se avessero un minimo di timore. Invece il timore ce l'abbiamo noi. Ed ora torniamo a parlare della situazione di Perarolo nel Bellunese in riferimento alla situazione meteorologica attesa sul territorio regionale, preso atto dell'avviso di criticità idrogeologica e idraulica emesso oggi il centro funzionale decentrato della Regione Veneto al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa nel sistema di protezione civile. Dichiara lo stato di preallarme per possibili situazioni di criticità idrogeologica limitata ovviamente al comune di Perarolo nel Bellunese a seguito della riattivazione del movimento franoso che storicamente lo interessa. I dipendenti della Lovato Gas, che rischiano di perdere il loro posto di lavoro, oggi sono stati ricevuti dal vescovo di Vicenza. Sentiamo. La benedizione del vescovo. Ecco i dipendenti della Lovato Gas che, accompagnati dal sindaco di Vicenza, escono dal palazzo episcopale dove hanno incontrato Monsignor Beniamino Pizziol con il loro carico di speranze, di paure, di progetti per il futuro. Un futuro a tinte fosche perché l'azienda, nonostante l'attivo in bilancio, vuole delocalizzare e 110 persone rischiano di perdere il posto di lavoro. Ma il vescovo non li ha dimenticati e gli ha consegnato questa lettera pastorale che verrà diffusa in tutte le parrocchie in 15.000 copie. Il vescovo dice come non pensare alle lavoratrici e ai lavoratori che davanti al pericolo concreto di una delocalizzazione del loro lavoro da settimane stanno lottando per difendere un posto in cui si sono identificati e spesi per anni. E già, come si sa, nella vita ogni tanto non fa male guardare avanti con fiducia ed è proprio con questo incoraggiamento che il vescovo ha salutato i lavoratori della Lovato che anche in questi giorni, negli incontri con l'azienda, sono sempre stati affiancati dal Comune di Vicenza e dalla Regione Veneto. E gli incontri proseguono e proseguiranno, anche ieri eravamo in Regione e quindi finché ci saranno questi incontri noi speriamo di ottenere dei risultati. Il Vescovo ha ribadito che ci deve essere l'impegno di tutti, ognuno ovviamente per la propria parte, per fare in modo che le scelte che vengano fatte diano una risposta anche alla giusta esigenza dei lavoratori di mantenere il proprio posto di lavoro. Sa come si dice, aiutati che Dio ti aiuta. Ecco, esattamente, sì, questa è la sintesi perfetta. Lunedì scade il pagamento della seconda rata di IMU e Tasi, ma non è l'unica scadenza fiscale in programma la settimana prossima. Sentiamo. La prossima sarà la settimana di Natale, con gli italiani alle prese con gli ultimi acquisti, con la preparazione di cenoni e pranzi, ma per milioni di cittadini sarà la settimana del pagamento della seconda rata di IMU e Tasi. Per i proprietari delle case di lusso, degli immobili strumentali come negozi, capannoni, uffici, botteghe e per i titolari delle seconde e terze case da versare entro lunedì.
La CGIA di Mestre ha calcolato in 9,9 miliardi di euro il valore delle due imposte, ma non solo, perché, spiega Paolo Zabeo, coordinatore dell'ufficio studi della CGIA, gli imprenditori dovranno versare le ritenute IRPEF e i contributi previdenziali dei propri dipendenti e collaboratori. Inoltre, coloro che sono tenuti al pagamento su base mensile dell'IVA dovranno corrispondere all'erario l'imposta riferita al mese di novembre. E ancora, se si considera che entro Natale bisognerà erogare anche le tredicesime, per moltissime imprese, soprattutto quelle di piccola dimensione, continua Zabeo, non sarà facile disporre della liquidità necessaria per onorare tutte queste scadenze. Se da un lato le tasse locali non hanno subito alcun aumento, c'è da dire, spiegano la CGIA, che il carico fiscale che grava sulle spalle dei contribuenti italiani rimane ancora su livelli non più sopportabili. In linea puramente teorica, conclude Zabeo, nel 2017 ogni italiano verserà mediamente 8.000 euro di imposte e tasse all'erario, somma che si alzerà fino a sfiorare i 12.000 euro se si considera anche il pagamento dei contributi previdenziali. Chiude lo scavo del Teatro Romano di Prato della Valle a Padova, migliaia di visitatori per l'eccezionale riemersione. Proprio l'utilizzo dell'opera cementizia nel mondo romano permetteva la costruzione di opere in brevissimo lasso di tempo. Un edificio di queste dimensioni, per quanto complesso, per quanto occupasse probabilmente vari mesi, difficilmente andava oltre l'anno, i 2 anni. Un'opera monumentale che faceva di Padova la seconda città dell'impero all'epoca di Tito Livio, ultima visita per vedere eccezionalmente il Teatro Romano Zairo, fatto riemergere dalle acque della canaletta dell'isola Memmia in occasione del bimillenario dalla nascita dello storico padovano. Migliaia e migliaia i padovani e i turisti che in questo periodo hanno visitato il sito e rivissuto attraverso speciali visori la Padova romana. Importante anche i dati archeologici analizzati. Immaginate una cosa alta 16 metri, semicircolare e larga 100, il diametro era di 100 metri, quindi conteneva migliaia e migliaia di spettatori. La parte scenica era qui di fronte a noi dove ci sono le bancarelle, era un capolavoro architettonico. Un luogo di spettacolo ma anche di sangue, qui venne martirizzata Santa Giustina nel 304, poi i Longobardi lo distrussero e dello Zairo rimasero solo le fondamenta sepolte per secoli da un acquitrino fino a quando Andrea Memmo non progettò Prato della Valle. Durante l'opera di riemersione molti i reperti dei padovani d'oggi recuperati, dalle biciclette alle lire, dai cellulari vecchi ai CD e occhiali da sole. Abbiamo trovato anche un aspetto curioso di colore, abbiamo trovato una pistola che quando abbiamo trovato in mezzo al fango non riuscivamo a capire se fosse giocattolo o vera, per fortuna dopo si è dimostrato che fosse una pistola giocattolo. Ed ora ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità. Rieccoci in studio con l'edizione regionale dei notiziari di Antenna 3 Nord-Est. Mai come a Natale c'è bisogno d'amore, soprattutto per chi è malato, e come ogni anno nell'ospedale di Mestre arriva Babbo Natale. Ci sono persone che hanno bisogno, ok, di un sorriso, ok? C'è gente che è abbandonata a se stessa. E così, invece di girarsi dall'altra parte facendo finta di nulla, Riccardo Povoleri agisce. Da 29 anni trascorre la mattina di Natale nei reparti dell'ospedale dell'Angelo di Mestre per portare alle persone malate dolcetti, caramelle e un sorriso. Questo anche grazie alla generosità di molti commercianti del veneziano. Ho cominciato a fare il giro delle caramelle, raccolta di caramelle dai vari commercianti Venezia, Mestre, Treviso, Mogliano, Preganziol. Chi più chi meno mi dava dai 3 kg, 4 kg, chi mezzo etto, chi 10 caramelle, comunque chi più chi meno ha sempre contribuito. Quest'anno Riccardo, che lavora nella mensa del petrochimico di Marghera, è già arrivato a circa 30 kg di caramelle. Ormai in ospedale non è Natale senza il suo arrivo e quello di qualche amico che gli dà una mano. Torna la rubrica dedicata a voi, ai vostri presepi. Anche quest'anno potete inviare le immagini della vostra rappresentazione della Natività, un appuntamento immancabile delle feste di Natale per uno dei simboli più amati. Inviate quindi le immagini ai contatti che sapete, che vedete in sovraimpressioni. Se usate lo smartphone realizzate riprese con il telefono in orizzontale. Nel caso non possiate fare voi le riprese, scrivete o lasciate un messaggio alla segreteria telefonica con nome, indirizzo, telefono e caratteristiche del vostro presepe, noi vi contatteremo.
Ed ora una discarica a cielo aperto vicino all'aeroporto Canova di Treviso e tra i sacchi dell'immondizia spunta uno scatolone pieno di documenti. Vediamo. Ma che parla ormai? Fascicoli interi, un ufficio intero, eredità con beneficio di inventario, stupenda. Consenso a cancellazione ipoteca. E ancora si potrebbe andare avanti, via Canevare, quartiere di San Giuseppe, a poche centinaia di metri c'è l'aeroporto Canova di Treviso. A chiamarci la titolare di un negozio che stamattina si è trovata davanti alla vetrina quella che definisce l'ennesima discarica a cielo aperto, solo che tra l'immondizia stavolta ci sono anche atti notarili di uno studio di Firenze. Lei ha qui l'attività, ma le capita spesso di trovare atti? Sempre, non solamente atti, di tutto, atti e disfatti. Ma come mai qui viene utilizzato? Non so, probabilmente non c'è controllo, la gente arriva di notte, di sera, lascia giù e non si cura minimamente anche poi del riconoscimento dei documenti che ci sono, delicati anche, penso, personali. Come siano finiti qui è un mistero. Difficile pensare che un professionista si disfi in questo modo dei documenti del proprio ufficio. La commerciante tuttavia non si stupisce più di tanto. No, ci sono tante volte cose abbastanza delicate, è che sì, non sempre si ha il tempo di fermarsi come questa mattina. Questa mattina mi sono accorta che in effetti era un po' troppo evidente e poi anche disordine perché fa schifo, voglio dire, mi sembra di essere veramente in mezzo al deserto dove c'è una discarica a cielo aperto. Zona abbandonata, denuncia Brunella, pochi controlli, parcheggio selvaggio e in un sabato di lavoro tocca fare anche gli spazzini. Mi dispiace vedere una cosa del genere, ma non a me, a tutti comunque, perché sento ogni giorno lamentele e sì, un po' di degrado poi negli anni, in questo periodo un po' delicato, non è che ci fa tanto bene, ecco. Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale, vi lascio come di consueto le nostre previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e buona serata. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Sarà una domenica all'insegna del tempo stabile sulle nostre regioni, dove tra l'altro sarà anche ampiamente soleggiato. Vediamo il dettaglio del 17 dicembre. Sul Veneto venti settentrionali portano una bellissima giornata di sole con il cielo che sarà sereno o soltanto localmente poco nuvoloso su tutto il territorio regionale. Diamo uno sguardo anche all'andamento delle temperature. Le massime saranno comprese tra 5 e 8 gradi, valori notturni sotto zero su tutte le nostre province. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Poche novità, anche qui sarà una bellissima giornata di sole con il cielo che risulterà essere sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio regionale, come ci mostra la nostra grafica. Le temperature massime saranno comprese tra 6 e 8 gradi, valori notturni tra -2 e 0 gradi. Concludiamo infine con uno sguardo al Trentino Alto Adige. Anche qui sarà una bellissima giornata di sole su gran parte dei settori, soltanto sui confini alpini esteri avremo qualche debole nevicata fino a valle. Concludiamo con le temperature, le massime saranno comprese tra 4 e 7 gradi, valori notturni attesi sui -6 gradi a Bolzano, -2 gradi a Trento. Il mare sarà generalmente poco mosso, i venti moderati da nord-ovest. Per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.